Ci troviamo con Michele Soddu, l'organizzatore come Motoclub 3S qui a Mamojada di questo Enduro Sprint. Enduro Sprint che vuol dire, Michele? Praticamente è una formula di enduro semplificata, è fatta interamente in un circuito privato, non ci sono trasferimenti in strade, quindi possono partecipare sia i piloti senza targa che con la targa. Questo ci ha permesso una partecipazione altissima di piloti. Il 90% erano comunque enduristi, perché la formula di Enduro Sprint prevede comunque una linea e un fettucciato. Il prossimo appuntamento, Michele, dove ce l'abbiamo? Allora, abbiamo da segnalare una bellissima motocavalcata il 18, scusate, a Narbolia. Però anche il 18 abbiamo il motocross a Porto Torres. Sì, per quanto riguarda l'enduro. Per quanto riguarda i crossisti, abbiamo il 18, sempre il 18 a Porto Torres, una bellissima pista di tutti secchi a Porto Torres, e poi il 25 abbiamo la quinta prova di enduro a Orgosolo, 25 ottobre. Quindi le manifestazioni di enduro non mancano, ne abbiamo previsto 8, di cui 4 hard race, 7 gare di enduro e 2 di enduro sprint. Comunque il calendario è abbastanza fitto. Vogliamo ricordare che anche l'ultima prova di enduro che doveva svolgersi a Girasole. Sì, a Girasole abbiamo l'ultima prova di enduro a novembre. Sicuramente faranno un bellissimo tracciato il Motoclub Anunnaki. Bisogna considerare che i territori che sta utilizzando il campionato ASI sono tutti territori nuovi anche per i piloti. Sì, sicuramente un vantaggio nostro avere piste nuove, motoclub nuovi piloti. Abbiamo avuto oggi su 60 partenti 40-45 sono tutti esordienti. Questo a significare che la promozione sportiva è quella: avvicinare i piloti che non hanno mai fatto agonismo all'agonismo, per prepararli poi a delle competizioni più serie e più ufficiali. Il nostro è una promozione sportiva e ci sta premiando, i costi sinceramente sono ridotti, e quindi si riesce a avvicinare anche un pilota che non ha grosse possibilità economiche di farsi un bellissimo campionato. Ci troviamo oggi a Mamojada per questa quarta prova di enduro ASI organizzata dalla 3S di Nuro e più i ragazzi di Mamojada. Al mio fianco troviamo Massimo Cabizza, che oggi ha portato in gara la Husqvarna 125 due tempi con un grosso risultato, vero Massimo? Sì, abbiamo vinto l'assoluta oggi. Com'è andata la gara? Va bene, dai, abbiamo fatto 8 prove speciali, c'era la linea unita col fettucciato, la linea era molto impegnativa. La gara di oggi era anche denominata Enduro Sprint, perché si svolgeva tutta all'interno di un terreno più o meno. Sì, Enduro Sprint è una nuova formula che hanno fatto qua e praticamente ci metteva alla dura prova, visto il poco tempo di riposo che ci lasciavano. Massimo, con questo Husqvarna 125 come ti sei trovato, a parte il risultato ottimo? Prima di tutto mi sono divertito moltissimo, è una moto che ho usato già 2 anni e adesso l'ho voluta prendere per ringiovanirmi ancora. Dopo un po' di assenza dai campi di gara che contano dal Motard a quant'altro, Tommaso Recchioni si presenta qui a Mamojada e vince la E? È il 2. Sono passato qua per sbaglio, ragazzi. Gli amici mi hanno trascinato a fare questa gara, allora mi ci sono trovato dentro e mi sono divertito tantissimo. Era un bellissimo tracciato, una bellissima organizzazione, tanti amici, e abbiamo fatto questa bellissima gara e è andata bene. Mi sono trovato. Una gara di enduro denominata sprint con 8 prove speciali. Con 8 prove speciali, partivamo da una linea abbastanza sconnessa e uscivamo alla fine in un fettucciato in un campo bellissimo, un fettucciato molto veloce, molto stile mondiale, molto molto bello. Hai potuto notare, Tommaso, che la partecipazione oggi è stata ottima. Ottima partecipazione, 50 piloti più o meno, eravamo anche abbastanza agguerrite nelle prime posizioni, quindi c'era da lottare e da sudarsela, molto bella. Bisogna specificare anche che hanno preso parte dei piloti con delle moto da cross, però siccome il percorso è tutto all'interno di un unico terreno e non si usciva sull'asfalto, quindi l'enduro sprint è fatto per promuovere anche questo tipo di manifestazione.
Certo, si può girare qualsiasi tipo di moto per cercare di abbracciare qualsiasi persona che voglia avvicinarsi a questo tipo di sport che necessita di una forte partecipazione di piloti, insomma. A Mamoiada con Luciano Zedda, oggi ha fatto un quinto di classe e poi... Assoluto. In che classe hai corso? E 2, bellissima gara, complimenti ai ragazzi di Mamoiada e a Michele Sud per la bellissima gara, molto impegnativo, una formula nuova, però la gara è andata bene, c'è anche grazie al bel tempo che ci ha fatto con l'acqua un po' di giorni. C'era una manifestazione completa con, a parte gli enduristi, ma anche con un po' di crossisti. Sì, un po' di crossisti che non hanno fatto la differenza, gli enduristi sono stati davanti, bellissima gara. Abbiamo avuto anche molti piloti esordienti oggi. Sì, 15-20 piloti esordienti, questa Formula ASI è una formula che funziona. Tu fai parte del gruppo EA. E a Barbagia sono il presidente. È il gruppo anche più numeroso? Sì, più numeroso in Sardegna. Alessandro Carta, terzo della classe E2 qui a Mamoiada. Alessandro, una bella gara comunque. Sì, sono molto soddisfatto. Una bella gara, un po' impegnativa anche, una formula nuova, questo enduro sprint, che francamente mi è sembrata molto bella. Trasferimento un po' corto, diciamo solo 1,5 km, però era molto faticosa sia la linea che il fettucciato. Sono soddisfatto perché la gara è stata perfetta, tutto è andato a buon fine, siamo contenti così.